Aggredito con grande violenza senza motivo in centro a Padova. È quello che è capitato sabato sera al professor Roberto Tozzi, 51 anni, ordinario di ginecologia e ostetricia dell'Università di Padova e direttore della clinica ginecologica e ostetrica dell'azienda ospedaliera. Tozzi sabato sera era alla guida di un monopattino elettrico del comune quando è stato affiancato da un'auto tra via Trieste e via Berchet. I due a bordo lo hanno prima insultato e poi gli hanno tagliato la strada. Il passeggero gli ha sferrato un pugno in viso. Il professore ha raccontato di essere svenuto, mentre alcuni testimoni hanno visto che mentre era a terra veniva colpito da calci e pugni, tutte cose che non ricorda. Lo specialista ha subito un ricovero di 4 giorni nel reparto di chirurgia maxillofacciale e otorino per le gravissime lesioni al viso, per la frattura dell'osso zigomatico e una prognosi di 40 giorni. Sarebbe intanto stato identificato il suo aggressore, un giovane di origini albanesi che pare non avrebbe nulla a che fare con il medico.